E ora chiudiamo seguendo il tema, parlando di Pasolini e del movimento artistico I Punks Tal Friul, che prende spunto dal celebre testo di cui abbiamo parlato poco fa, I Turks Tal Friul. È un progetto nato dalla rete dove 15 band fanno rumore per ricordare in modo provocatorio l'intellettuale Corsaro. Allora, con noi abbiamo il piacere di avere l'ideatore Alessandro Di Paoli questo pomeriggio. Ben trovato, Alessandro. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, si può dire che vi stiamo seguendo in questa vostra avventura che sta diventando un vero e proprio movimento artistico, giusto? Sì, ci siamo sentiti proprio quando tutto ha avuto inizio e ci sono state delle belle evoluzioni. Siamo passati da poche band che hanno iniziato a credere a questa scintilla, a questo spunto creativo, e adesso, come hai ben detto, siamo a 15 band che vogliono fare rumore nel nome di Pasolini. Allora, ricordiamo per chi non ci ha seguito dall'inizio da cosa è nato tutto questo, da uno spunto che tu hai lanciato, diciamo, sui social, ormai penso 2 mesi fa, giusto Alessandro? Sì, 2 mesi fa ho lanciato questa idea di come sarebbe riscrivere oggi i Turks dal Friul, ed è nata l'idea di questa ambientazione punk, prendendo spunto da una domanda che c'è all'inizio del testo di Pasolini, ovvero perché fate rumore? C'è questa battuta che chiede questo personaggio ai 2 fratelli che stanno litigando, e litigano su come rispondere all'invasione, su come rispondere alla guerra. C'è chi dice imbracciamo le armi, chi dice invece rintaniamoci, rifugiamoci nella preghiera. Ecco, quella domanda, perché facciamo rumore, per chi facciamo rumore, mi ha colpito particolarmente. E chi c'è meglio del movimento punk per rappresentare il rumore, innanzitutto, ovvero il fatto di protestare, resistere, gridare, ma soprattutto chiediamocelo oggi, per chi stiamo Certo. facendo rumore? Allora, noi abbiamo sentito in apertura un brano inedito che ci hai gentilmente regalato, dei Carnici Dissociative TV, che proprio parla del Friuli che è terra di accoglienza. Sì, tutto è nato da questa notizia di cronaca che c'era, appunto, è uscita 2 mesi fa, di questa famiglia di Turks, di curdi che stavano attraversando il confine tra la Slovenia e la Croazia, che è separato da un corso d'acqua, e in questa traversata la figlia, una ragazzina, è stata trascinata via dall'acqua, insomma ha perso la vita. Questa notizia, che è durata un lampo nei media locali, anche sul dibattito locale, mi ha fatto pensare chi sono i Turks oggi, che relazione abbiamo noi con le persone che vengono qua, chi sono i friulani oggi, qual è la nostra relazione, il rapporto di forze che c'è tra noi e loro. E nella canzone viene detto: sei un altro o sei il mio specchio? Queste persone che adesso noi accogliamo e accoglieremo, che verranno qui nel nostro territorio, sono degli altri, sono distanti da noi, o sono qualcuno con cui specchiarci, con cui iniziare un cammino anche sulla nostra identità? Purtroppo un tema in questo momento più che mai attuale, dove forse ci rendiamo conto che siamo tutti uguali. È un progetto che dialoga, che vuole dialogare con il presente, vero Alessandro? Anche per Sì, questo, purtroppo. sì, il presente ci ha scioccato tutti quanti. Questa domanda, per chi vuoi fare rumore, per chi fai rumore, per cosa fai rumore, in realtà non ci coglie impreparati, ma ci coglie con un senso di un rumore che è molto vicino, di passi che sono molto vicini, che sono molto numerosi, in cui riusciamo a specchiarci. Ci sono state tante tragedie, tante guerre, sempre in continuazione nello scenario globale. Questa la sentiamo alle porte della nostra realtà e della nostra identità, e quindi continuiamo semplicemente a ripetere questa domanda. Senti, ritornando a voi Alessandro, da questo dialogo che tu hai lanciato, diciamo sui social, è nato un collettivo e quindi tra commentatori, autori, musicisti si sta attivando e si sta componendo un dramma musicale, giusto? Sì, è una situazione molto variegata e molto libera. Io all'inizio avevo proposto questa idea di musical punk in cui servivano
sei canzoni, sono 6 brani all'interno, però alla fine mi sono reso conto che è più interessante porre la domanda a tutti quanti e che tutti quanti possono partecipare in un movimento più che in uno spettacolo, in un movimento in cui noi teniamo alta l'attenzione a livello artistico e tra il nostro pubblico sulle questioni legate all'altro, all'identità e a che cosa significa resistere oggigiorno. Certo. Senti, per chi volesse ricevere delle indicazioni oppure partecipare o ascoltare i brani o anche vedere, mi sembra ci siano delle illustrazioni a tema che sono state fatte da due illustratrici, Adriana Bardi e Chiara Signorini Gremigni, che collaborano con te, con Matearium spesso, giusto? Sì. Dove si può trovare, come aderire? Abbiamo aperto una pagina Facebook che è i Punks dal Friul, dove si possono trovare tutte quante le informazioni, e adesso il movimento è ben ramificato, Certo. e quindi è piuttosto facile trovare informazioni anche in rete. Scrivendo semplicemente su Google dovremo uscire fuori tra i primi risultati. Ecco, e noi vi seguiremo per vedere dove andiamo e dove andrete a parare. Grazie mille Alessandro. Allora, sempre parlando di Pasolini, io invece vi ricordo che questo sabato...